Alta Vita Ira, una delle due grandi IPAB padovane, conferma l'interesse per l'acquisizione dell'altra grande casa di riposo padovana, l'Istituto Luigi Configliachi Residenze per Anziani, un'operazione delicata sulla quale Configliachi, gravato da un bilancio con forte passivo dopo l'acquisizione della gestione anche della casa di cura Breda, vorrebbe maggiore autonomia, potendo contare su una delibera della Regione Veneto che autorizza la provincia di Padova all'acquisizione del vecchio Configliachi con sede all'Arcella che vale 2 milioni di euro, fondi che però la provincia ancora non ha deliberato. C'è in vista un possibile accorpamento con l'Istituto Configliachi che farebbe diventare questa la più grande IPAB del Veneto. Ci sono novità? È allo studio di entrambi i consigli di amministrazione la possibilità che appunto le due IPAB della città, le uniche due IPAB della città che si dedicano al benessere degli anziani, trovino la maniera di lavorare insieme, di fare sinergia comune. E quindi i consigli di amministrazione hanno avviato percorsi di studio, perché non sono due realtà simili nella missione ma un po' diverse in alcuni aspetti, e quindi io sono favorevole che la cosa possa assolutamente avvenire e quindi speriamo che la cosa avvenga, anche perché si rischia, c'è il rischio reale di perdere punti di assistenza importanti in punti strategici della città. Parlo appunto della zona est dove è ubicata tutti i servizi assistenziali della Fondazione Breda, e quindi l'integrazione non può che tenere servizi e fornire servizi alle persone.